testimone. Sì. E poi ricordare? Ricordare di quella volta quando io andai a trovare mio compare Lollo. Suo compare Lollo? Mio compare Lollo, o Paese è Calogero. Sì. Abbreviativo è Lollo. Sì. È stato testimone, non aveva a che fare, delle mie nozze quando mi maratai io. Ma perché, scusi, lei dice non aveva a chi fare? Quel signore, cioè suo compare Lollo, è stato testimone di nozze, sarà stato anche contento, e lei invece non lo è. Il matrimonio non è che, signora Rosa, non è che il mio matrimonio è andato bene. Ma lei non è felicemente sposato, scusi? Io sono infelicemente sposato. Chi è felicemente sposato? Vabbè, Alzi la mano, chi è felicemente sposato? Bugiardo. No, il dottore è veramente felicemente sposato, lo so. No, signora Rosa, io sono andato a trovare mio compare Lollo che abita in un altro paese, lontano, lontanissimo. Lontano dal suo? Dal mio, stiamo parlando più di 18 chilometri, cioè, una cosa che... A me sembravano 280. Sì, 280. Io giustamente, avendo quel mostro di macchina, ci sono andato con la macchina, no? Però il viaggio è lungo e mi organizzai, mi portai un poco di parmigiana, 4 coccetelle d'olive. Noi il pane lo facciamo in casa, mi portai un poco di pane e poi per bevere. Ah, lei ha tradotto, adesso ci sono arrivato, lei ha tradotto vivere in italiano, per bevere. Mi umili. Ma non lo umilio. Come si dice? Io spiego. E allora, siccome io sono uno, a proposito di legalità, di cui il dottore prima parlava, io sono uno preciso, io quando guido non bevo. E questo è importante. Quando si guida non si beve. A proposito di incidenti stradali bisogna essere sobri alla guida. Che mi portavo vino? No. Ci voleva, sopra la parmigiana, sopra la lieve, ma non me ne portai. No. Mi portai l'acqua, a me piace l'acqua frizzante, l'acqua gassata. E allora, camminai con la macchina, da macchina una ciancianetta, sapete, signora Rosa? Ogni tanto un coppietto di tussi. Però è perfetta. È perfetta. La macchina ha una certa età. Arrivato a un certo punto mi fermai e disse: sono stanco, ora mi fermo, mi mangio un muzzuccone di pane con un poco di parmigiana, queste 4 coccetelle d'olive. Ma settai, apparecchiai, c'era un muretto e auto tanto do stradone, sotto c'era tutta una vallata con gli alberi, una cosa bella. Allora, sistemai la mappina, lei capisce la mappina? Come no, la mappina io la capisco, Cioè, bestai la mappinetta, pigliai il portamangiare, lo sistemai, mi misi il pane, ma settai, cominciai a mangiare e poi adesso ora mi faccio una bella bevuta. A me piace frizzante l'acqua. Già mi aveva portato una bottiglia di acqua gasata, pareva di pietra, tanto era bella, proprio esplosiva. Io mi portai l'idrolitina, 2 buste. 2 buste tante, 2 buste. Basta una per un litro. Siccome non do uno tempo, non è che ci può mettere la prima e poi ci mette l'altra, perciò tutti e 2 bustini via in mezzo foglio di giornale. Il giornale lo mise così, stoppai da bottiglia, ci avviai di 2 bustini, da bottiglia. Certo, non resisteva più la bottiglia. Poteva esplodere. Infatti mi scandai, disse: quando mi aiuta a vivere a 1000, prima che esploda la bottiglia, stappo, morì. Certo, lei si mette subito in bocca. Diventai, signora Rosa, quest'acqua che esplode. Diventai un sifone umano. Certo. Un serse mi nasceva dei naschi. Ma non c'è dubbio. Che esplose. Lei deve chiudere la bottiglia e basta, mica ce la mette subito in bocca. La bottiglia diventa prima esplosiva. Prima un tutto da faccio così. Poi muca la. Va bene. Come me lo vai da bottiglia d'acqua? Mi patì un grotto. Vabbè, gli è partito, l'avete capito? Cosa? Un grotto. Un grotto? Come si dice? Lo so, lo dica lei. Mi patì un grutto. Un rutto, va bene. Mi patì un gruppo. Lo stiamo interpretando tutti. Che ci cugli tutta la livia cristiana, che c'erano le cascaro tutte in terra. Perché lo spostamento d'aria è stato tale che tutte le olive sono cadute dai rami. Partero chiostai di 200 uccelli. Certo. Che a pensare, ma che se ne più, la caccia prima. Ciao, passo che era con cannone, con bazooka. Certo. Che mi sono liberato,
mi mangiai da oltre 400 cose, mi mise in macchina e già ero a 9 chilometri. Sì. Feci da oltre 9 chilometri, manco mezz'ora ci stessi, manco a macchina. Sì, 9 chilometri in mezz'ora non è male. E arrivai da mio compare Lollo, che io c'ero andato perché mi era arrivata voce che stava male. Sì. Signor La Rosa, io stai in campagna, io avevo una masseria, poi c'è un grande allevamento di polli, di vetelle. In campagna è bello avere La masseria. Avere la masseria piena, carica di Come arrivai, attività. scendi da macchina, mi venne mio compare incontro, compare, sai, c'è un mio compare che mi arrivava voce, che si sente male, io devo aspettare, aspettami passare. Che entrai, carussi, ho visto assettato un una seggia a dondolo di legno, invecchiato, pallido, sicco, tutto imbiancato, ma ancora conosceva più, io ancora mi diventavo tanto. Certo, lei che gli vuole bene. Come visto mi ci abbiai d'incontro, compare, io ho detto, che cosa avete? E sua moglie mi disse, no, c'è chi non mi padre. Che non l'ho riconosciuto, signor La Rosa. Lei ha scambiato il papà per il figlio, certo che era invecchiato il papà, era molto più vecchio, vabbè. Mio compare nel frattempo venne da Debana, era un po' più seccareddo, ma non in quella condizione. E mi accorsi, signor La Rosa, che era un poco nervoso, era un poco, aveva un poco di tic. Ci disse, compare, ma che c'è? Dice, lasciatemi stare, compare, mi disse, e mi spiegavo perché stava male. Dice, sono consumato, dice, sono esaurito. Dice, ma perché? Dice, che hai stiardini, perché io fa l'allevamento dei stiardini, che ne fai chiusi in da gabbia? Meno male, Gli iardini tiene fuori. Le galline devono vivere libere, Signor La Rosa, 4.000 iardini. A mattina fa nascere e poi in da seratina prima che scura fa trasere. Siccome io a me compare ci vince un po' la lingua. Perciò ci si compare, ma perché questo esaurimento? Dice, compare che sono consumato per colpa di una iardina. Dice, perché a mattina i faccio nascere. Poi dice, a ora di farle, a mattina per farle nascere ci faccio Se li accompagna. E ahí de nasce. A sera per farle rientrare dice, i faccio trasere perché in muto e c'è sta iardina che scappa, dice, e io non riesco a farla trasere e ogni serata lì io ci faccio ma sai che tu mi stai rompendo i che invece non ti iardina un'altra cosa. Cioè sono consumato con queste 4.000 iardine, non so come le fare, come fare questo.